Ma sai cosa succede con Antonucci molto spesso? Che gli avversari lo sottovalutano un po'. Sono Michele Antonucci. Michele Antonucci! Antonucci dalla grande! Udine è la mia casa. Questo è il posto del mio cuore. Qui si vince, si perde e qui si impara. Ora ti sfido uno contro uno. Caro Michele, sfida accettata. Ciao Veronica. Ciao Michele. Judoka, atleta olimpica triestina e una che sul tatami ha trovato la sua strada. Benvenuta a Trieste, la mia città del cuore. Veronica, il mio mondo è la palestra, il tuo mondo è il tatami, ma oggi mi hai portato davanti a questo splendido mare. Sì, hai detto bene, i colori, i profumi, la vista, è tutto splendido qua. Qui mi sento a casa. Trieste è una città dal carattere forte e si percepisce immediatamente. Ma cos'è che ti fa sentire qui sono a casa? Beh, sicuramente i miei amici e la famiglia, che sono tutti qui, l'atmosfera che c'è, i colori che ha questa città. E poi è inevitabile dire che il mare e il vento fanno quasi parte di me. E si vede che c'è il mare dentro gli occhi. Tu sei cresciuta in una famiglia in cui il judo è di casa, ma essere figlia d'arte è più una spinta o una pressione? Beh, un po' tutti e due, però sicuramente quando ero più piccolina un po' di pressione ce l'ho avuta, però adesso è sicuramente una spinta. Avere dei genitori che sono anche miei allenatori e che conoscono quello che sto facendo mi aiuta tantissimo, loro cercano di aiutarmi ovviamente in tutti i modi possibili, è sicuramente un aiuto e posso dire che è un privilegio per me. Quindi vivete il judo H24? Sì. Entrambi abbiamo vissuto l'esperienza di essere tedofori nelle proprie città, io a Udine e tu a Trieste. Che immagine porti nel tuo cuore? Beh, sicuramente io ho proprio scattato una foto nel momento stesso in cui ho acceso il braciere in Piazza Unità davanti a tutta quella gente, è stato bellissimo. È la Polaroid del nostro cuore. Beh. Veronica, la vita però non è solo parquet o nel tuo caso tatami, è anche cucina. Qual è il piatto che ti fa sentire a casa? Beh, siamo a Trieste, cotto in crosta con senape crème. Ah, il Friuli Venezia Giulia è una terra di vini. Vedo che mi hai abbinato a questo cotto senape crème. Eh sì, abbiamo fatto la coppiata vincente, cotto senape crème con malvasia istriana. Cin cin. Evviva! E poi arriva il momento che ogni atleta sogna, le Olimpiadi. Beh sì, quando sono entrata per la prima volta al palazzetto e ho visto il tatami olimpico è stata un'emozione indescrivibile. Lì ho veramente capito che ero alle Olimpiadi. A proposito di emozioni, e quando ti mettono una medaglia al collo? Quello è uno dei momenti sì, più emozionanti, quando davvero capisci che ce l'hai fatta, che sei arrivato al tuo obiettivo. Oggi ho portato con me la mia amica Palla Spicchi che mi ha accompagnato in tutte le battaglie in Italia e in giro per l'Europa. Ma qual è il tuo oggetto del cuore? Invece io ti ho portato questa cintura qui, dove c'è scritto il mio soprannome, ed è la cintura con cui ho iniziato a fare le gare quando ero piccolina. Era tanto grande, mi arrivava fino per terra e quindi proprio perché era grande però mi è riuscita ad accompagnare fino a fare tutte le gare delle fasce giovanili e poi purtroppo quando ho iniziato a fare le gare di alto livello, diciamo purtroppo per fortuna, l'ho dovuta lasciare a casa, però è sempre stata molto importante per me. Ma guardarla qui, nella tua Trieste, che effetto ti fa? È emozionante, mi riporta al passato perché adesso la mia Trieste mi manca perché sono tanto via, sono anche contenta di stare in giro per il mondo, però pensando proprio a questo è un bel tuffo nel passato, sono proprio bei ricordi.
Adesso Veronica è arrivato il momento di chiederti una firma sulla mia amica Spicchi, perché dobbiamo ricordarci di questa splendida giornata passata assieme. Ma certo, Michele. Anche questo 1 contro 1 è terminato. Vi aspetto per la prossima sfida.